o bemba bemba laka, o laka laka sinze, moi un bonzo, o bonzo bonzo makube, makube mushi, o mushi mushi gato, o gato gatti mene mene che o suku suku tea, o tea tea gamba jamama gamba jamata, o mata mata polo, o polo 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 kinama polo mushana polongolo, o polongolo kidi, o kidi kidi suwa, o suwa suwa kungu, o kungu kungu bete, o bete bete chiama, o chiama chiama longwe, timene kitelemwa, o kimate supe supe, kimate supe supe, kimate supe supe, kimate supe supe. Buonasera a voi cari spettatori, cari amici del lunedì della missione, un nuovo momento, lunedì della missione, il tempo del noi, testimoni e profeti. Questa sera una edizione particolare del lunedì della missione all'occasione dei 100 anni dell'arrivo dei missionari comboniani a Padova. La storia è stata bella, 100 anni veramente molto, molto belli, molto fruttuosi, 100 anni di un'accoglienza reciproca tra la popolazione, i fedeli della Chiesa di Padova, gli abitanti di questo territorio, ma anche una semente che sta dando frutti in abbondanza, direi, con tanti missionari e comboniani che sono partiti da questa chiesa, da questo territorio. Quindi questa sera noi vogliamo, proprio basandoci sulla storia bella che abbiamo vissuto, guardare al presente comboniano e guardare anche al futuro. Cosa potrà essere la presenza comboniana a Padova e da Padova per il mondo. Ed è per quello quindi che abbiamo con noi degli ospiti. Fratello Alberto Parise, in questo momento a Roma, nella direzione generale, coordina il settore giustizia e pace, è stato missionario in Kenya. Abbiamo Giuseppe Giorin, un laico missionario di Padova, che ha fatto un percorso di formazione, di risveglio della sensibilità missionaria con i comboniani e ora sta agendo proprio in questo territorio come laico missionario comboniano. Sor Silvia Sartori di Piove di Sacco, missionaria in Perù. Anche lei ha fatto un percorso di crescita nella sua vocazione missionaria qui a Padova e ora opera appunto come sora missionaria in Perù. Ci racconterà della sua esperienza. E padre Diego delle Carbonare, vedete il suo nome scritto in italiano e anche in arabo, vuol dire Diego, no? Quello, e con lui, anche lui ha fatto un percorso di contatto con i comboniani a Padova e ora si trova a Khartoum, nel Sudan. Li ascolteremo uno dopo l'altro, ci racconteranno la loro esperienza. 100 anni a Padova, belli. Domenica scorsa con il vescovo in cattedrale abbiamo ringraziato Dio, ci siamo ringraziati reciprocamente per questo momento di vita, lungo momento di vita veramente bello, questa apertura al mondo, questo esserci aiutati a credere che la missione della Chiesa è possibile ed è possibile anche numericamente importante. Dei 2500 ragazzi che sono entrati nel seminario delle missioni africane di Padova, 250 sono diventati sacerdoti, missionari, qualche fratello anche, e poi attualmente sono viventi ancora 161
61 comboniani della diocesi di Padova, tra cui i 3 presenti, e 85 sono già nelle braccia del padre, quindi c'è stata una consistenza veramente, il carisma comboniano ha trovato terreno fecondo in questa terra padovana. Ora passiamo subito a Padre Diego. Tu ci ascolti, ci vedi da Khartoum. Come sei arrivato lì? Cosa stai facendo? Sì, ciao a tutti. È bello essere in linea con voi per questa occasione dei 100 anni della presenza comboniana a Padova. E come sono arrivato qua? Me lo chiedo anch'io. È un cammino che è fatto di tante tappe, ma sicuramente la tappa di Padova è stata la tappa della svolta. Io venivo dal seminario minore della diocesi di Padova e faccio parte dell'ultima classe che ha fatto la maturità a Tencarola, per quelli che conoscono il territorio, e dal seminario minore della diocesi sono venuto a conoscere i missionari comboniani, padre Giampaolo Mortaro che girava per i seminari, e nel 2000, che era l'anno del giubileo, girava con questo corno che veniva dal Sud Sudan e suonava sto corno giubilare, e da lì, insomma, da questo corno giubilare siamo finiti nel Corno d'Africa. E niente, il cammino per me, la tappa di Padova è stato appunto il cammino GIM, Giovane Impegno Missionario, e poi 3 anni di postulato lì a Padova. E per me è stata la tappa di una grande svolta, e mi chiedevi, no, la presenza nel mondo islamico, nel mondo... per me la vocazione anche alla scelta, perché poi è stata una cosa che ho anche chiesto, no? Di venire a vivere e lavorare nel mondo musulmano, arabo, è nata lì a Padova. Io sono entrato il 10 settembre del 2001 e dopo 24 ore che ero lì, sappiamo tutti, l'11 settembre 2001, tutti ci ricordiamo dove eravamo, e io ero lì, era il mio secondo giorno di postulato, e mi ricordo che credo per tutti è stato uno shock, no? Quello che è successo, e da lì si è aperto un vaso di Pandora, no? Di tutto quello che è stato tutto un discorso che ancora va avanti, lo scontro delle civiltà, l'Occidente, l'Islam, il terrorismo. Però per me è stato l'inizio di un percorso, no? Mi ricordo proprio lì a Padova, nella cappellina, c'era una cappellina lì sopra, nel secondo piano, adesso poi credo sia stata spostata, perché adesso stiamo parlando di 20 anni fa, quindi è passato un po' di tempo. È un secondo piano adesso, c'è ancora. C'è ancora il secondo piano e gente ci prega dentro. Sì. E mi ricordo in quella cappellina lì, no? Leggere, proprio dopo che è successa sta cosa, no? Dell'11 settembre, Luca, oggi San Luca, Luca 13, quando Gesù dice, pensate a quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Silo e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite perirete allo stesso modo. E Gesù ci dice che dobbiamo convertirci noi, perché se no facciamo la fine di chi non sa di aver vissuto. E quindi per me il cammino della vocazione è stato un cammino di scoprire la fede, per me, innanzitutto per me, e di scoprire la parola di Dio, di conoscere la parola di Dio, di appassionarmi della parola di Dio. Credo che lì a Padova, prima con il GIM, ricordo in quell'anno lì, quando ho fatto il GIM, io leggevamo il libro dell'Esodo, e poi anche in postulato, credo la cosa più bella è stata scoprire la parola di Dio. Poi la vocazione missionaria viene dopo, cioè è un risultato, è una
una conseguenza naturale, no? Ma fare un'esperienza, per quanto limitata, per carità, perché non mi considero una persona particolarmente spirituale, ma scoprire che Dio ci vuole parlare, Dio ci vuole dire qualcosa. E da lì e poi si va avanti e siamo arrivati in Sudan, e qua mi trovo a Khartoum, e in un contesto che è quello, appunto, come dicevi tu, no? di dialogo interreligioso, ma dialogo della vita, che vuol dire lavorare insieme. E io lavoro soprattutto nelle scuole, sono l'amministratore del Comboni College, primaria e secondaria, quindi abbiamo un bel 2000 studenti che girano, gli insegnanti, le famiglie. Il mondo della scuola è interessante perché ti fa toccare con mano tutta la società, quindi è il dialogo del giorno dopo giorno, vivere insieme, avere problemi insieme, cercare di affrontarli. Adesso, tra l'altro, questi giorni Sudan ancora un attimino in ebollizione, e quindi non un dialogo di teorie, ma un dialogo di vivere insieme e di fare il cammino insieme. Ecco. Tra i vostri allievi, quanti sono i cristiani, giusto per curiosità? E noi vediamo a livello numerico, diciamo grosso modo metà, perché alla secondaria sono la maggioranza, perché i cristiani non hanno altre scuole dove c'è la religione cristiana, quindi tendono a confluire il più possibile nella nostra scuola, che è una delle pochissime scuole secondarie dove la religione cristiana viene offerta, perché la religione è ancora, questo è anche un effetto della legge islamica, la religione è la materia più importante, più dell'arabo, più dell'inglese, più della matematica. Quindi quello che di fatto succede è che tanti cristiani che non hanno accesso alla religione cristiana nelle loro scuole, fuori in giro per Khartoum o per il Sudan, di fatto vengono costretti a studiare il Corano e poi a convertirsi, perché poi quella è anche la ragione. Allora la nostra scuola, soprattutto la secondaria, diventa invece un posto dove i cristiani possono trovare l'educazione cristiana, mentre nella primaria la stragrande maggioranza sono musulmani, perché invece lì per la primaria abbiamo molte più scuole, quindi i cristiani hanno possibilità di andare a scuola lì dove vivono, senza venire qua in centro città, che magari per molti è anche abbastanza impegnativo. Quindi diciamo che il numero di cristiani è abbastanza importante. Ricordo quando Papa Giovanni Paolo II nel 95 è passato per Khartoum, si diceva: ma non ci sono cristiani, faremo l'incontro con lei, Sua Santità, nel cortile del Comboni College. Che le ha detto: ma guardate che arriva il Papa, no? E quindi, tanto dice: cristiani, siete 4 gatti. Le cose sono un po' cambiate, no? Ma sono cambiate tante volte, nel senso che ovviamente negli anni della seconda guerra fra il Sud Sudan e il Nord, la seconda guerra è stata dall'83 fino al 2005, in quegli anni lì ci sono stati molti che dal Sud Sudan sono venuti qua nel Nord, e quindi lì sono stati gli anni dove veramente c'è stata la più grande presenza numerica di cristiani. Dopo l'indipendenza del Sud Sudan abbiamo avuto momenti diversi in cui prima molti hanno lasciato e sono tornati nel Sud, poi nel Sud è scoppiata anche lì la guerra civile, allora alcuni sono ritornati qua. Adesso siamo in un momento di vai e vieni, però una presenza forte, insomma, numericamente. Adesso è difficile fare statistiche, però diciamo che 1 milione di cristiani in Sudan c'è, quindi c'è una popolazione. E tu parlavi della visita di Giovanni Paolo, e io adesso non ho mai parlato con lui, però credo i padri che sono qua dicevano, no, che forse Giovanni Paolo II, quando è venuto qua, ha visto il miracolo di Comboni, sì, la guarigione della donna musulmana, eccetera, ma il grande miracolo di Comboni è che la Chiesa in Sudan c'è ancora, nonostante tutta la storia del Sudan.
adesso non vi tengo qua, se no prendo tutta la serata, ma la storia del Sudan ha conosciuto tante, ma tante difficoltà. Eppure la Chiesa c'è, la Chiesa c'è. Vederti parlare sorridendo mi dà veramente grande gioia, vuol dire che sei veramente contento di essere lì, di essere missionario in quella situazione, che io non so se sarei così contento, sai, in quel mondo arabo, ma ti vedo così contento e felice. Ma credo sia... Beh, io sono contento, sì, poi ci sono momenti che il sorriso va un po' a farsi benedire, ma credo che sia... No, quella del mondo arabo è una vocazione, anche quella, credo, perché comunque è una realtà, credo, particolare. Tutte le realtà sono particolari, però, diciamo, c'è un livello di frustrazione, un livello di persecuzione. Cioè, ricordiamo che qua c'è la legge islamica, e per cui gli abusi non neanche tanto, come dire, con i guanti di seta, cioè le ingiustizie, gli abusi, anche abbastanza recenti, cioè ci sono, però si va avanti, bisogna essere testardi, ecco, bisogna essere testardi, credo che il carattere anche di Comboni, insomma, bisogna un po', fa parte del carisma, insomma, essere determinati, ma una testardaggine buona, no? E la pazienza che i sudanesi sono maestri della pazienza. Grazie Diego, resta in contatto con noi perché forse qualche domanda arriverà anche per te, per chiederti veramente se c'è una speranza che anche il Sudan possa trovare più serenità di quello che sta vivendo in questo momento. Quindi sì. Grazie intanto per il tuo intervento, resta con noi e noi saltiamo subito sì. dall'altra parte dell'oceano, andiamo in Perù. Cara Silvia, hermana Silvia, da Piove di Sacco alle Ande. Allora, raccontaci un po' di te, come sei arrivata lì anche tu, cosa stai facendo? Dunque, anzitutto buonasera per voi, padre Gaetano, grazie per l'invito e tanti auguri alla famiglia comboniana, specialmente ai missionari comboniani a Padova che celebrano questi 100 anni di presenza. E se mi permetti, padre Gaetano, un saluto anche alla mia famiglia, a mamma Adriana, papà Flavio, mio fratello Marco, che sono collegati e mi stanno ascoltando e ci stanno ascoltando. Dunque, padre Gaetano, mi dicevi di raccontare un po' prima della mia vocazione e poi della realtà, certo? O partiamo dalla realtà e poi della mia vocazione? Vedi tu. Ok, allora parto un po' dalla mia esperienza. Ecco, come ho conosciuto i missionari e poi le missionarie comboniane è stato proprio a Padova. Come? Leggendo Nigrizia ho incontrato il fascicoletto Giovani in Missione e lì c'era l'indirizzo di Padre Dario a cui poi ho scritto una mail e chiedevo del percorso GYM e lui mi diceva vieni e porta una torta, quindi la torta è stata la prima esperienza di arrivare con una torta lì a San Giovanni da Verdara e poi appunto l'esperienza di percorrere questo cammino come una giovane in ricerca assieme al giovane impegno missionario di Padova e conoscere attraverso le testimonianze dei missionari e delle missionarie che venivano appunto alle convivenze la realtà del mondo, no? Io sentivo proprio la bellezza che si apriva nella mia vita una finestra sul mondo, no? Perché stavo uscendo da Piove di Sacco ed entrando in tante altre realtà che non conoscevo e che mi mettevano in questione, no? mi provocavano e quindi una finestra sul mondo e poi anche
l'allegria che sperimentavo nelle convivenze, le testimonianze dei missionari, delle missionarie che venivano dalle terre di missione, e vedevo in loro, ecco, uomini e donne che in realtà non avevano niente nelle loro mani, però che avevano tutto, perché avevano la gioia negli occhi, e questa gioia che mi provocava e mi inquietava, no? Dicevo, sta gioia come... cioè, la voglio anch'io questa gioia stessa che hanno negli occhi questi uomini e queste donne, no? Credo che questa è stata la prima ecco, testimonianza che provocava, ecco, la mia ricerca vocazionale. E poi il desiderio di vivere con radicalità il Vangelo, che iniziavo a leggere, no? Assieme ai piccoli gruppi dei giovani che ci incontravamo, e proprio assieme a loro, che ricordo una volta io non è che pregavo tanto, andavo a messa sì, però la preghiera non era il mio forte, però così con semplicità chiedevo: ma cos'è com'è che si prega, e com'è che... E ricordo poi Sor Marianna, che adesso anche lei è comboniana in Sudan, e bueno, è stata in Sudan, adesso in Uganda, e mi diceva: perché non leggi la Bibbia, ogni giorno c'è un passaggio del Vangelo, e puoi iniziare da lì, no? Quindi iniziavo a leggere il Vangelo, appassionarmi del Vangelo, e poi a vivere tutto questo a partire dalla realtà, no? Ricordo che in quegli anni c'era anche, ecco, tante situazioni anche mondiali. Ricordo con i giovani ci incontravamo davanti al municipio di Padova a leggere la parola di Dio, a raccoglierci lì quando c'era la guerra in Iraq, e leggere la parola di Dio insieme come fondo questa realtà, no? Della guerra. E tutto questo ecco, mi impulsava a cercare di fare della fede vita, della vita fede, e di fare una scelta, no? Per non dirvi poi di Fratel Giovanni, che alla sera ci presentava una pasta asciutta, e quando diciamo, la pasta che diciamo non mangiavamo alla sera, ce la ripresentava il giorno dopo sotto forma di una torta, no? Senza dirci niente. Quindi Fratel Giovanni ecco, ci faceva sorridere, no? Con la sua presenza. Iniziato a conoscere un po' anche il cammino delle sorelle, delle suore comboniane. C'era in quegli anni Sor Giovanna, una presenza silenziosa nel gym, però che certamente è molto profonda e molto attenta, no, a tutti i giovani, e quindi una bella esperienza, una bella ecco, testimonianza anche della sorella comboniana, no? Che ecco, faceva nascere in me questa inquietudine. E quindi ecco, poi a un certo punto ho deciso di far parte di questa famiglia, e sono partita anch'io per i miei anni di formazione, prima a Granada, poi a Milano, e poi sono partita per la missione. Sono già 10 anni in America Latina, no? In America Latina, prima in Ecuador, in una zona dove vivono i nostri fratelli afrodiscendenti, in Ecuador, la parte nord, e conoscendo lì una piccola Africa nel cuore dell'America Latina, un'esperienza molto, molto bella, molto significativa. E adesso da circa 6 anni che mi trovo in Perù. Non mi trovo nelle Ande, Padre Gaetano, però mi trovo in una periferia povera di Lima. Perù, diciamo che ha vissuto
a partire dagli anni 90, così un'esperienza forte di migrazioni interne causate un po' dal terrorismo, Sendero Luminoso, e un po' dalla povertà in cui le province che non si sviluppavano, ecco, stavano soffrendo, e quindi tantissime persone si sono riversate nella capitale, no? Creando come degli anelli di periferie attorno alla capitale, dove ci sono appunto l'accesso ai servizi educativi, sanitari, pubblici, no? Che nelle province non incontravano, o per fuggire dal terrorismo. Quindi ecco, è una capitale che alberga 1/3 della popolazione peruviana, e noi siamo proprio ai piedi di una grande periferia, dove non c'è ancora arrivata l'acqua, non ci sono le fognature, e non c'è, ecco, la luce sta arrivando poco a poco. Accompagniamo il cammino di fede, di vita di queste comunità migranti, diciamo, in queste enormi periferie dove vengono ad abitare, lasciando le loro terre e anche la loro cultura un po', no? A causa di questo spostamento. E siamo, ecco, una piccola comunità inserita in questa zona, 5 sorelle di 3 continenti diversi, di 5 nazionalità diverse, e potete immaginarmi cosa vuol dire. È un esercizio continuo di fraternità, di dialogo tra di noi, prima di tutto, e poi anche con la gente, con il desiderio appunto di testimoniare questa fraternità e questo desiderio di condividere con semplicità la nostra vita, la nostra fede, no? E abbiamo scelto, ecco, uno stile di vita inserito, semplice. La mattina andiamo al mercato, compriamo, cuciniamo, andiamo su e giù nelle combi, e ecco, facciamo parte di questo movimento, no? Che si sposta tutti i giorni per ecco, cercare di condividere con la gente la nostra vita, la nostra fede. Potrei raccontarvi un aneddoto di questo periodo della pandemia, no? Particolarmente difficile qui anche in Perù. Quando è scoppiata la pandemia è stato molto bello vedere come la gente si organizzava, no? Subito hanno iniziato a cucinare insieme in delle grandi pentole comunitarie, le famiglie, no? Si riunivano in 2 o 3 famiglie insieme, poi 10 famiglie, poi 30, poi 50 a cucinare insieme, perché per sopravvivere insieme, no? Davvero è stata l'esperienza che ha potuto sostenere la sopravvivenza della maggioranza delle persone in questo tempo della pandemia. È stato molto bello vedere la leadership delle donne come attrici di queste pentole comunitarie, l'organizzazione di base della gente che, ecco, grazie al gesto della condivisione, ecco, veramente faceva il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci tutti i giorni, perché davvero era impressionante la capacità di raggiungere tantissime persone che stavano veramente in una crisi molto grave di sopravvivenza, ecco, e di poter sostenere questa situazione, questa realtà, perché tanti non cadessero, ecco, nella malattia, nel virus, o per altri motivi anche si ammalasse, no? Ecco, questa è una piccola condivisione che pensavo, ecco, condividere, Padre Gaetano. Bene, Silvia, grazie. Intanto vediamo un comune sorriso tra Diego da Khartoum e Silvia da Lima, quindi un sorriso comboniano che lega e che
fa bene vedervi contenti nella vostra missione. Due piccole riflessioni. La prima, si è accorta che parlate un italiano un po' con tanta pandemia, e cioè con parole che proprio non sono italiane. Ecco, questo è un buon segno, vuol dire che sei inserita. Seconda cosa, il virus nella pandemia ci ha obbligato al distanziamento sociale. Per salvarci dobbiamo allontanarci. Constatiamo che voi invece per salvarvi vi siete avvicinati. Insomma, sono diversi modi che il mondo ci mette davanti. Ecco, anche per Silvia, se avete qualche domanda, soprattutto interessante, perché credo che quello che sta vivendo Silvia con la sua comunità sia proprio una realizzazione di quello che diceva anche Daniele Comboni. La donna in missione è fondamentale. La donna arriva là dove l'uomo non arriva. La donna è più forte dell'uomo, dice Comboni, quindi ha una capacità migliore di essere missionaria. Chiaramente non devi dircelo tu che siete più bravi di noi, però ve lo diciamo noi, quindi che la donna veramente dovrebbe essere molto più riconosciuta e valorizzata come missionaria. Penso che sei d'accordo su questo, no? Certamente, grazie per incoraggiarci, Padre Gaetano, in questo cammino, no? Di assumere anche tutto quello che è il dono, no? Di essere donne e essere donne in missione e essere Bene. assieme, no? Assieme con la famiglia comboniana e con la Chiesa. Sì. Hai salutato tua mamma, penso che anche a Miledi Diego si stesse ascoltando, da Cogoro del Cengio oppure da Piovene Rocchetto, dove abita adesso. Sempre delle domande, la nostra chat è aperta, potete così cercare di chiedere qualcosa per approfondire, per incoraggiare, per appoggiare l'azione di questi primi due testimoni che abbiamo ascoltato, Diego delle Carbonare, padre Diego delle Carbonare da Khartoum e la hermana Silvia da Lima. Ora continuiamo, torniamo in Italia, altro salto di continente, e andiamo a Roma, dove si trova fratello Alberto Parise. Vedete la vocazione comboniana, siamo passati da un sacerdote a una suora, ora arriviamo ad un fratello comboniano, Alberto Parise. La domanda è sempre la stessa, cioè quella: come hai fatto ad arrivare là dove sei? Da che parte hai iniziato? Che percorso hai fatto? E qual è attualmente il tuo essere missionario comboniano? Grazie Alberto, benvenuto nella nostra chat. Non ti sentiamo Alberto. Ancora non ti sentiamo. Forse per la tecnica, Alberto, vediamo se riusciamo a risolvere in un altro momento questo problema. Allora ritorniamo a Padova. José Spegiorin è un altro, questo papà di famiglia, che ha fatto un percorso comboniano che dura ormai da vari anni e che continua, diciamo, sempre con molto entusiasmo. Io veramente sono testimone della partecipazione attiva di José a tante iniziative comboniane qui a Padova, legate ai comboniani, legate alla sua parrocchia, legate alla sua famiglia. José, benvenuto con noi, ti ascoltiamo. Grazie, mi sentite? Benissimo. Bene, grazie Gaetano dell'invito. E che dire, come mai sono qui? Vi racconterò in poche parole come sono diventato, se vogliamo, comboniano, no? E tutto è successo nel lontano 1984, quando
cercavo una risposta e mi chiedevo: ma io chi sono, cosa faccio, dove voglio andare, quale sarà la mia storia? Ho avuto dei problemi di famiglia, ma nello stesso tempo ho conosciuto tante persone che mi hanno anche aiutato a capire che a un certo momento uno si deve chiedere e si deve dare delle risposte, e cercavo di fare un'esperienza molto forte. In parrocchia ho lavorato in un primo tempo con l'operazione Mato Grosso, però cercavo di fare veramente un'esperienza che mi potesse servire per la mia crescita anche spirituale, che avevo un po' abbandonato. E così ho frequentato il Marconi Serale, ho conosciuto un compagno di viaggio che si chiama Paolo, non so se c'è anche lui stasera, però ecco, anche con lui abbiamo condiviso momenti importanti che ci hanno portato a conoscere delle persone che mi hanno detto: vuoi fare un'esperienza forte? Ci sono dei missionari africani a Padova, se vuoi domenica c'è una riunione, se vuoi venire vedi se ti piace. E così io non sapevo niente di gym, la Bibbia probabilmente non l'avevo mai presa in mano, se non il catechismo quando ero giovane, no? E così abbiamo frequentato una domenica i comboniani, siamo stati accettati subito, ci hanno chiesto chi siamo, e in quel momento lì mi viene in mente un canto che dice: siamo arrivati da 1000 strade diverse, con 1000 cuori diversi, con in 1000 momenti diversi, perché il Signore ha voluto così, cioè Lui ci chiama. E poi un altro canto che mi risuona è Canto Vocazione: era un giorno come tanti altri e lui è passato. Ecco, questi due sono canti che a un certo momento abbiamo poi cantato. Io suono un po', suono chitarra, e mi ha aperto il cuore questo modo di essere accolto, che è stato fondamentale. Abbiamo fatto un'esperienza in missione con i comboniani, con padre Eliseo Tacchella e padre Severino Petenuzzo in Centrafrica. Siamo partiti la stessa estate con un gruppo di amici che ancora oggi condividiamo, il gruppo Laici di Padova, e abbiamo fatto un'esperienza di un mese nella Repubblica Centroafricana. E lì praticamente insomma, c'è stato un cambiamento radicale, c'è stato un cambiamento importante che mi ha portato poi a frequentare il gym, a fare un secondo campo di lavoro in Zambia, dove anche lì abbiamo potuto stare insieme ai ragazzi, abbiamo iniziato a pensare: ma cosa possiamo fare nel nostro piccolo per dare una risposta anche a tutti i problemi del nostro mondo. E quando siamo tornati, negli anni, abbiamo frequentato 3 anni di gym, di cammino gym, erano i gym diciamo dei grandi momenti, dove una volta al mese, ogni 15 giorni ci si incontrava, ma abbiamo veramente fatto amicizia, ma soprattutto perché abbiamo iniziato a capire, a leggere la Bibbia e il Comboni. Mi sono letto diversi libri di Comboni, e da lì ho capito anche che cosa vuol dire salvare l'Africa con l'Africa. Cioè noi dobbiamo cambiare la prospettiva, perché ogni persona nel proprio ambito e nel proprio paese può fare la differenza, basta che prendano coscienza. Quindi da lì con il gym c'erano sempre dei momenti di riflessione, di testimonianza. È arrivata una domenica Maria Pase, una laica che ha fatto un percorso molto forte in missione, e ci ha detto: ragazzi, vi dovete svegliare. Noi stavamo cercando come fare per essere anche così attivi e fare qualcosa nella Padova dell'immigrazione, della prima immigrazione, la prima ondata dell'immigrazione. E Maria Pase ci ha detto: se volete, ci sarebbe la possibilità di mettersi insieme e di, come dire, cercare di aiutare in queste situazioni tantissimi immigrati e non, che arrivano nel nostro paese. Negli anni 90 abbiamo costituito con un gruppo di amici l'associazione Unica Terra, che ancora oggi c'è, è un'associazione che lavora e coopera con gli immigrati. Abbiamo praticamente chiesto alle suore elisabettine, c'era Suor Lia delle Cucine Popolari che ci ha dato una casa di prima accoglienza per gli immigrati. Andavamo con un gruppo di giovani, con gli amici della stazione, a portare il tè caldo ai senza fissa dimora. Insomma, i giovani del gym
hanno cercato in qualche modo di essere utili per la società. E veramente per noi è stato un fluire di amicizie, ma nello stesso tempo di portare avanti un percorso che ci ha dato fino ad oggi, veramente a me ha dato tantissimo, soprattutto sotto il profilo spirituale. Ho conosciuto i comboniani in un momento in cui neanche me la sarei aspettata, e direi così che i giovani oggi hanno bisogno anche di questo, cioè una risposta ai loro bisogni, una risposta che deve venire dalla ricerca costante, che noi non siamo soli, ma siamo un gruppo, siamo tante persone che sono sempre in cammino alla ricerca di noi stessi prima, ma anche insieme con gli altri riuscire a dare una risposta ai problemi del nostro tempo. Quindi io poi mi sono sposato, ma tutto, vi dico, è arrivato nel fluire degli anni senza che me ne accorgessi. Cioè proprio è stato un momento della mia vita che mi ha dato una svolta radicale, se vogliamo, no? Quando uno perde le speranze, poi in qualche modo le trova. Ancora oggi riusciamo nel nostro piccolo a fare gruppo, a essere sensibili a tutti i temi del nostro tempo, a fare animazione missionaria quando ce lo viene chiesto. Abbiamo costituito la prima festa dei popoli dai missionari comboniani, la messa in stazione sempre con i comboniani, perché anche lì la stazione diventava il punto di ritrovo dove sia gli immigrati che i senza tetto si trovavano 30 anni fa. E quindi da lì, insomma, c'è stato un continuo susseguirsi di esperienze che hanno portato veramente a dare un senso alla vita, con il gruppo di amici che esistono ancora, che ci troviamo ancora, e il laicato missionario comboniano si è anche evoluto. Adesso a livello, se vogliamo, mondiale, ma italiano, siamo 10-12 gruppi che si incontrano e che cercano di portare avanti lo spirito del Comboni e il tema della missione, anche nell'ambito della nostra attività di tutti i giorni. E sinceramente io posso dire solo grazie di aver trovato i comboniani per la strada, ma come me tantissimi amici hanno vissuto. E pensate che quando poi, insomma, da lì sono nate tantissime opportunità, conoscenze. Quando i miei figli erano a scuola abbiamo coinvolto anche tanti altri gruppi. C'era una maestra, Marilena in particolare, che ha aiutato i nostri figli a portare avanti progetti missionari. Si parlava di comboniani in classe, ma chi sono questi colombiani? Non li conoscevano nessuno. Quindi, insomma, lo spirito del Comboni ha fatto grandi cose, insomma, nella mia vita. Grazie José, certo io sono testimone di molte di queste cose, certo. Ma ecco, molte di queste cose ricordiamo per esempio la Chiara Stella negli alberghi di Abano di Montegrotto, certo. Quindi veramente tante belle, e poi dopo anche in parrocchia, cioè siete attivi in parrocchia, prestate dei servizi per la catechesi, cioè adesso, voglio dire, sì, insomma siamo una delle coppie assieme ad altri amici che portiamo avanti il 5° anno di iniziazione cristiana. Adesso siamo al 5° anno e ci stiamo impegnando anche con lo spirito missionario per portare anche molte volte la catechesi che deve parlare dell'altro, dei problemi del nostro tempo, giustizia, pace, integrità del creato, certo. Ambiente, e quindi ecco, quindi insomma il nostro impegno continua con i nostri limiti, perché effettivamente magari 25 anni fa si faceva di più, oggi cerchiamo di mantenerci con lo stesso spirito di un tempo. Beh, adesso che state arrivando alla pensione, avete agito da giovani, avete agito nella vostra vita familiare e professionale, adesso vi resta ancora il tempo della pensione per continuare ad essere laici missionari comboniani. Abbiamo ascoltato queste 3 testimonianze, penso che tutti avete sentito che ci sono 2 fil rouge che legano le 3 sfere. Prima la presenza di Cristo, la conoscenza di Cristo, la parola di Dio, che praticamente ci fa capire chi siamo e a cosa siamo chiamati, a quello che siamo chiamati. E il secondo fil rouge è quello del gym. Cioè tutte queste 3 testimonianze
ci dicono che tutto è iniziato in un modo casuale. Ricordiamo il corno del giubileo di Diego, ricordiamo la torta di Silvia, ricordiamo questo di dai Vegna Catì, che andiamo a vedere cosa succede da questi comboniani. Il percorso GIM, che è ancora attivo in questo momento e sta veramente accompagnando varie persone a una scoperta di se stessi e anche a una vita di coppia, una vita di impegno missionario, e ci auguriamo anche di impegno, diciamo, nella vita consacrata missionaria, come è stato per Diego, come è stato per Silvia, e apprezziamo molto anche quello che è stato per José. Proviamo a vedere se sempre le vostre domande, dopo le riprenderemo. Intanto ritorniamo da Alberto. Alberto, ci siamo? Ah, che bello! Mi senti adesso? Sì, ti sento. Bene, allora buonasera a tutti. Mi chiedevi come sono arrivato, no? Un po' lo sviluppo un po' del mio percorso. Ed è un percorso che mi fa arrivare vicino, ma sono partito da lontano, nel senso che ora sono a Roma per questo periodo, ma sono partito un po' dall'Africa. Ecco, è tutto cominciato con un viaggio in Africa, visitando delle missioni in Tanzania, ed è stato quell'incontro di umanità, no? Proprio attraverso l'accoglienza della gente, il suo senso veramente forte, no? Di comunitario, il senso della gente, della presenza di Dio, no? Nella loro vita, e soprattutto quindi attraverso di loro entrare in un mondo altro, no? Molto molto bello. E questo è quello che ha un po' acceso quell'interesse, quella ricerca, quel desiderio. E poi appunto, come accennavi, anche per me è stato molto importante il percorso GIM, che mi ha permesso di approfondire questo incontro con il mondo, e incontrandolo, ecco, così veramente, no? Personalmente, attraverso le testimonianze, attraverso vari incontri, ma anche con una lettura critica di questo mondo, quindi percepire quello che c'è sotto la superficie. Incontrando la diversità, incontrando l'umanità, ovviamente sentiamo qualcosa rinascere, no? dentro di noi. Ecco, una lettura critica ci aiuta anche a cogliere le ingiustizie però che ci sono. Quelle strutture di peccato di cui parlava Papa Giovanni Paolo II, le violazioni, no? Della dignità delle persone e dei popoli, e quindi la violazione anche dei diritti umani, no? E il GIM, ecco, mi ha insegnato, ecco, questa lettura critica a partire dal Vangelo. E quindi per me l'esperienza del GIM è stata un'esperienza di incontro, ecco, con il risorto nella mia vita e nella vita dei popoli, no? E quindi incontrarlo, come è già stato detto poi, no? Nella parola e nelle situazioni di vita, nelle persone, no? E quindi il GIM poi ha anche portato questo altro frutto, che da questo incontro ecco, nasce anche un impegno sul territorio. E poi quest'altra dimensione che per me è stata molto importante è dell'accompagnamento. Quindi un accompagnamento attraverso il cammino condiviso con un gruppo, con tanti altri giovani, in un'atmosfera, no? Veramente di accoglienza, di fraternità e di condivisione, no? Ma anche un accompagnamento personale, ecco, che il GIM mette a disposizione proprio per la crescita spirituale e poi per il discernimento.
E quindi questo è stato un po' l'inizio, no, del cammino. E poi, come accennavi, al termine della formazione ho avuto, ecco, questa opportunità, il mio primo servizio missionario in Kenya. E anche lì un po' questo tema, diciamo, della giustizia e la pace, no? Che avevo sentito in maniera molto molto forte al GIM e che avevamo anche vissuto, no? in vari modi, e l'ho poi anche reincontrato, no? Nell'esperienza missionaria. La mia prima esperienza nelle periferie di Nairobi, nelle baraccopoli di Kariobangi, Korokocho, e accompagnando questi gruppi proprio territoriali di giustizia e pace. Kariobangi è una missione non tanto grande, no? Dal punto di vista così geografico sono 3,5 km quadrati, però c'è una popolazione di circa 300.000 persone. E proprio quindi una fortissima densità, grandissima densità abitativa, e in questo territorio, quindi con tanta gente, ecco che la missione poi ha una sua vita con gruppi territoriali, gruppi di vicinato che si ritrovano settimanalmente, si incontrano, pregano e poi si mettono in ascolto della vita, no? Attraverso la parola, ma anche attraverso quello che succede, gli avvenimenti della settimana, e cercano di rispondere assieme a queste situazioni. Per cui all'interno di ognuno di questi gruppi, li chiamiamo piccole comunità cristiane, ognuno si prende un impegno, un servizio, un ministero. E uno dei tanti ministeri che sono presenti in questi gruppi sono proprio il Ministero, no, della Giustizia e la Pace e dell'integrità del creato. E con loro, ecco, che abbiamo vissuto questo impegno per la giustizia e la pace proprio come espressione ecclesiale, come espressione di un cammino di fede condiviso. Ecco, in ascolto della storia, in ascolto del grido dei poveri, del grido della terra, e ecco, alla luce sempre della parola. E quindi attraverso questi gruppi ci siamo impegnati in diverse situazioni che ci portava alla vita. Ricordo per esempio il nostro coinvolgimento come residenti delle baraccopoli, anche di accompagnamento con questo movimento, è un movimento popolare, si chiama Muungano wa Wanavijiji, che sarebbe la federazione dei residenti delle baraccopoli, e con loro, ecco, questa lotta per avere il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, delle comunità, e quindi sappiamo bene quali sono le situazioni, no? Di vita disumane, disumanizzanti che ci sono nelle baraccopoli, ed è stato un cammino molto bello insieme a loro, un cammino molto umile, di mettersi a fianco, camminare insieme per cercare di crescere, diventare popolo, come dice Papa Francesco, che usa spesso questa immagine del poliedro, no? Di un popolo che trova la sua unità nelle differenze, nelle grandi differenze, che deve anche superare dei conflitti per raggiungere un po' questa comunione. E situazioni molto molto tese, molto difficili. Ricordo per esempio ancora nel 2001, quando avevamo un po' anche partecipato all'organizzazione di queste comunità territoriali, per avviare un cammino
un cammino che portasse assieme diversi attori, quindi le pubbliche autorità, tanto la popolazione residente, che per l'80% devono anche affittare la baracca in cui vivono, quanto chi specula sulle baracche, no? Quindi diciamo i proprietari delle baracche che le hanno messe su proprio come investimento. E poi la società civile, no? E varie altre espressioni, insomma, del territorio, proprio per cercare assieme delle strade per riqualificare, no? Un po' nelle baraccopoli. E il primo esercizio che si fa proprio in questo percorso è quello di una mappatura fisica e sociale del territorio, per vari motivi. Innanzitutto il fatto che nessuno sa chi c'è e che cosa c'è nelle baraccopoli, quindi per fare un cammino di riqualificazione bisogna conoscere la realtà, no? E poi ecco che questa conoscenza della realtà da parte dei residenti diventa un punto di forza anche per entrare in negoziati con le altre parti. E quindi ecco che i residenti stessi nei loro quartieri ci siamo organizzati e baracca per baracca visitare tutto il territorio e mappare questa realtà. Ed è venuta fuori una cosa interessantissima. In queste baraccopoli abbiamo trovato che ci sono più chiese che latrine, no? Quindi questo da un lato ci dice la sete di spiritualità, la ricerca di vita, no? Di senso, di vita, di guarigione, no? Che è molto forte, però ci dice anche che una vita, no? Di fede che è completamente dissociata dalle condizioni, che non trasforma la realtà, può anche diventare alienante, no? Quindi avevamo trovato per esempio che c'era una latrina ogni 1000 abitanti e le chiese erano decisamente di più, no? Quindi questo è stato un po' un percorso che negli anni, in 20 anni, piano piano, poi ha portato anche a dei percorsi bellissimi di rigenerazione urbana, comunitaria, anche di infrastrutture, no? Fatte proprio un po' come lo sognava Comboni, no? Con proprio i residenti, i veri protagonisti di questa rigenerazione, no? Di questa trasformazione sociale. Ma è stato anche poi un percorso bellissimo, sempre con questi gruppi, no? Di giustizia e pace, per esempio dopo la strage di Cariobanghi, del 3 marzo del 2001, scusate, proprio alla vigilia delle elezioni era del 2002, alla vigilia delle elezioni del dicembre del 2002, elezioni politiche, che ha portato veramente a una situazione del tutto insostenibile. Molto molto complessa questa situazione, però ricordo che proprio con i gruppi di giustizia e pace, proprio perché vivevamo all'interno, no, proprio li chiamiamo villaggi, no, i vari settori delle baraccopoli eccetera, era stato possibile iniziare un percorso poi di guarigione e di riconciliazione, e tra l'altro lo abbiamo vissuto a livello di dialogo interreligioso, proprio portando assieme tutte le chiese, le moschee e facendo proprio un cammino condiviso interreligioso di riconciliazione, di guarigione innanzitutto e di riconciliazione. E ricordo quando noi abbiamo cominciato anzitutto con le visite, no? Nelle baracche dei sopravvissuti, delle persone che sono sopravvissute alla strage, e poi da di lì abbiamo cominciato un percorso di gruppo, perché poi queste persone hanno manifestato anche il desiderio di continuare assieme agli altri, no? Di conoscere gli altri sopravvissuti, di fare un percorso assieme. E ricordo la prima riunione che abbiamo avuto poi proprio nella missione, con tutte queste persone assieme, avevamo nello stesso salone
sia le persone che avevano perso i loro cari ad opera di questo gruppo che aveva perpetrato la strage, no? Che si chiamava Mungiki, e i genitori di quei 3 ragazzi Mungiki che erano stati uccisi 3 giorni prima della strage, e per la quale uccisione poi ci sia stata poi questa ritorsione per strada, no? Uccidendo e amputando, no? Chiunque passasse per la strada. Bene Alberto, ascolta, allora ti fermo su questo perché so che correrebbe tutta una serata, perché è stata la tua vita là. Poi, visto i tempi un po' tiranni, ti hanno chiamato a un altro lavoro, sei diventato animatore gym a Padova, anzi prima formatore dei giovani comboniani sempre a Nairobi, poi animatore gym a Padova, quindi quello che hai ricevuto lo hai ridonato, e poi adesso sei a Roma per stimolare i comboniani in un certo percorso che riprenderebbe forse anche quella domanda che Marco Gasperini ci fa: essere profeti oggi, qual è il settore dove la profezia dovrebbe svilupparsi di più? E qui ci puoi dare una risposta sicuramente molto molto bella, perché è il tuo mestiere attuale, tua vocazione attuale, tua missione. Gaetano, io penso non c'è un settore particolare, no? Siamo chiamati a essere profeti lì dove ci troviamo e diciamo in quell'ambito dove il Signore ci mette, no? Però c'è un tema trasversale, che è proprio il tema diciamo della giustizia, della pace e dell'integrità del creato, che è un tema trasversale un po' a tutte le esperienze ministeriali e un po' a tutti gli ambiti. Tant'è vero che oggi siamo un po' impegnati un po' nella risposta a questo invito di Papa Francesco per una conversione integrale di tutto il mondo cattolico e anche oltre, diciamo, la Chiesa cattolica. Papa Francesco ha lanciato questo percorso che si chiama Piattaforme di Iniziative Laudato Si, che è un percorso proposto a tutti, un percorso che chi decide di intraprendere si impegna a raggiungere diciamo una conversione all'ecologia integrale, che non è semplicemente ambiente, è ecologia integrale perché tutto è connesso e quindi tutto bisogna un po' guardare a tutti gli aspetti, no? Quindi guardare all'aspetto diciamo ambientale, l'aspetto economico, culturale, sociale, spirituale e via dicendo. E quindi questo è un invito che ci chiama a rispondere a una grande urgenza, perché sappiamo che se non avviene un'inversione di tendenza entro il 2030 i cambiamenti climatici saranno irreversibili e quindi non si potrà più tornare indietro, no? E quindi ecco questo invito a vivere questa ecologia integrale, che vuol dire interessa gli stili di vita, interessa l'economia, interessa la risposta al grido, no? Dei poveri, al grido della terra, una spiritualità anche ecologica e un'educazione ecologica, no? E soprattutto fare questo attraverso una partecipazione e un coinvolgimento di tutti, comunitario, proprio lavorando e camminando assieme in una convivialità delle differenze, no? Perché siamo tutti diversi, abbiamo tutte visioni diverse, ma lo Spirito ci invita a fare questo cammino veramente condiviso, e penso che questa sia una dimensione profetica veramente che ci interpella fortemente. Ecco, grazie Alberto. Evidentemente questi sono temi enormi che però che lunedì della missione, diciamo questo contenitore porterà ancora, ecco, ai nostri ascoltatori, perché è fondamentale. La profezia sicuramente va in quella direzione e dobbiamo stare attenti anche come Chiesa di non restarne fuori,
cioè di essere veramente dentro questa profezia che da tanti lati sta venendo un po', penso che sia la società civile che sta reagendo veramente in un modo molto forte, e la Chiesa, evidentemente Papa Francesco sta facendo la sua parte, forse anche noi dovremmo farne un po' di più, ecco, di questo impegno in queste tematiche legate, diciamo, ai cambiamenti climatici, all'ecologia integrale. Allora, abbiamo fatto un percorso di comboniani, un sacerdote, una suora, un laico, un fratello comboniano. In verità la famiglia comboniana si arricchisce anche con le secolari comboniane, magari un'altra volta anche loro saranno presenti per raccontarci la loro testimonianza nella normalità della vita, ecco, come secolari un po' nascoste, che però vivono lo spirito comboniano. Abbiamo con noi padre, Don Renzo Zecchin. Don Renzo Zecchin, missionario, sacerdote diocesano di Padova, missionario in Kenya, direttore del centro missionario negli anni 90, con una relazione molto intensa con i missionari comboniani di Padova. Chiamo relazione, ma vuol dire amicizia, vuol dire collaborazione, vuol dire veramente essere tutti nella stessa lotta, proprio perché la missione sia sempre viva. Don Renzo, cosa ci racconti della tua relazione con noi missionari comboniani qui a Padova e da Padova per il mondo? Allora, intanto buonasera, vi ho ascoltato, ho rivissuto un po' di fuoco missionario, che qualche volta, dopo che sei stato in missione, dopo che hai lavorato per le missioni, qualche volta può anche un po' assottigliarsi come forza, no? Però non si spegne. Allora, 100 anni dei comboniani a Padova. Allora, due entità, una chiesa locale che ha vissuto in questi 100 anni, che anche voi celebrate, una intensissima esperienza, direi, di impegno della missione. Tra i suoi vescovi, i preti, le parrocchie, gli istituti religiosi, non solo i comboniani, ma anche tanti altri che sono presenti in diocesi. Ecco, credo che sia stata una delle esperienze più feconde, più profetiche un po' della Chiesa locale anche in Italia, tanto è vero che siamo molto spesso anche domandati anche di dare testimonianza anche di quanto è avvenuto. Ecco, in questo secolo c'è stata un'esperienza forte, io direi quasi un connubio significativo tra questa Chiesa e voi comboniani. Io vi ho conosciuto in Kenya, vi ho conosciuto a Verona quando lavoravo al centro unitario per la Chiesa italiana, e vi ho conosciuto soprattutto qua a Padova quando sono rientrato, e ho lavorato insieme con voi, anche con te, padre Gaetano, e altri che non cito per non fare nomi. Ecco, allora, un connubio. Mi sono fatto una domanda. Allora, una chiesa locale come quella di Padova, un istituto religioso missionario, tipicamente missionario, chi ha dato e chi ha ricevuto di più? È una domanda, credo che quando si fa una revisione, credo che valga anche la pena anche farcela. Allora, una domanda però che secondo me non è lecita, perché il bene che viene fatto non appartiene a nessuno, ad alcuno. Anzi, ognuno benefica e dona allo stesso tempo dei doni e dell'azione dello Spirito. Allora, quando noi facciamo affermazioni di questo tipo, sia noi come Chiesa locale, diocesi, parrocchie, o voi missionari o istituti, facciamo affermazioni di questo tipo, abbiamo fatto noi, questo tocca a noi, questo è nostro, non può valere. Oggi noi non possiamo più fare queste appropriazioni dei doni dello Spirito Santo, e lo dobbiamo capire soprattutto noi come Chiesa locale, ma anche forse come voi istituti religiosi e missionari.
Allora, sento dire chi ha fatto di più, chi ha fatto meno. Io ci ho pensato su, ho detto, ma i comboniani cos'è che hanno dato a Padova? Chiaro, io do soltanto alcune indicazioni di quello che a me è sembrato che voi abbiate dato. Avete portato e donato a questa chiesa particolare, con tutta la sua tradizione, con tutte le sue fatiche, con tutte le altre cose, il carisma particolarissimo del Comboni. Perché voi ce l'avete. Io l'ho potuto constatare in missione, ho potuto constatare quando ero responsabile per la conferenza episcopale italiana per l'Africa e giravo per tutte le nazioni dell'Africa, ho visto come avete lavorato, come avete impostato la vostra vita e come vi siete immersi nelle situazioni, quelle che abbiamo ascoltato adesso dalle testimonianze precedenti. Qual era questa, secondo me, questa carisma particolarissimo del Comboni? Una determinazione che non è soltanto sì, ci vogliamo bene, facciamo qualche cosa, determinati, forti anche con delle azioni forti, di dono totale, dell'impegno ai fratelli, impegno non solo, io ho scritto queste cose, spiritualizzato o idealizzato, concreto, visibile, dico anche di più, a volte assordante, profetico, coraggioso, di denuncia e di vicinanza attiva ai problemi degli ultimi, dei più fragili. Non tutti i gruppi religiosi missionari hanno questo carisma. Ne hanno degli altri altrettanto belli, ne hanno degli altri che sono certamente molto belli. Voi avete questo, tanto a me è sembrato di cogliere questa cosa, no? Voi avete guardato a tutto l'uomo in una maniera molto forte. Non vi siete mai vergognati o tirati indietro anche quando c'era da testimoniare, anche in strada, in stazione, anche qui a Padova. Non vi siete mai, eravate sempre presenti. E molto spesso tante delle iniziative che sono state vissute dalle nostre chiese locali e dalla diocesi stessa sono nate con la vostra presenza, con il vostro impulso, con la vostra testimonianza. Ecco, per me questo, il carisma del Comboni, siete voi. Altri istituti mettono in luce altre cose, voi avete questo, e l'abbiamo già constatato in questa maniera. Però c'era anche un altro aspetto che secondo me la Chiesa di Padova deve riconoscere, l'impegno che avete cercato di seminare sempre nelle molte persone che hanno trovato in voi una casa che accoglieva. Ha trovato dei testimoni, anche se non sempre siete stati capiti da tutti, e qualche vostra presa di posizione, qualche vostra scesa in piazza a gridare, a manifestare, non è che fosse stata capita sempre da tutti, però voi l'avete fatto, come l'avete pagato in giro per il mondo, qualche volta l'avete pagato anche qui a Padova. Ecco, l'aiuto poi grande, forte, immenso, di cui io sono grato, e non posso dire a nome della diocesi, ma comunque per quello che ho conosciuto, per l'animazione missionaria nelle parrocchie e nei vari gruppi, che è stato di fondamentale importanza per tenere desto qualche cosa dentro, anche là dove qualche volta nelle parrocchie, lo sappiamo purtroppo, i preti non sono sufficientemente attivi, sensibili, altre cose. Avete portato lo spirito e questo è un merito che avete voi altri. Poi la stessa presenza anche per anni del seminario, del postulandato. È stato per i giovani l'attività del GIM, è stato fermento e seme anche per tante altre giovani. Non tutti si sono fatti comboniani, non tutti hanno fatto la scelta di seguirvi, però sono testimonianza di questo vostro impegno, le molte vocazioni. Ho letto sulla difesa del popolo che domenica scorsa avete il numero anche di preti, di persone che si sono consacrate sia tra gli uomini che le donne nella vostra famiglia, è un numero molto alto, e le avete tirate fuori da qua, da Padova, da questa chiesa, da queste famiglie, da queste parrocchie. Ecco, il connubio
è stato molto e molto bello. Allora io vorrei concludere così: la Chiesa di Padova non può che gioire ed essere riconoscente per tutto questo, e non può non invocare l'azione dello Spirito perché continui a rendere ancora più profonda questa unità che è nata in questi tanti anni di lavorare insieme fianco a fianco, molto spesso mischiando forze e mischiando anche sogni. Allora io vi faccio un augurio: i comboniani abbiano in noi dei fratelli e una casa, perché ne avete ancora bisogno. Ma anche noi, ne siamo convinti, abbiamo ancora bisogno di voi. Ecco, io vi ringrazio per questo. Grazie Don Renzo, veramente quando ti avevo chiesto di dire qualcosa di noi comboniani qui a Padova era stato anche un incontro molto casuale, perché venivi appunto a partecipare ad una delle celebrazioni, diciamo, di preghiera interreligiosa nato appunto da Unica Terra, la festa dei popoli, e che insomma non pretendevamo che venisse, che ci fosse chissà quanta gente, però tu sei venuto e hai partecipato con noi, quindi ed è stato per me il momento di chiederti di dire una parola, e siccome ci conosciamo per vari anni, sapevo che chiedevo a te, con cui abbiamo collaborato, abbiamo veramente negli anni 90 vissuto momenti belli di animazione missionaria in questa chiesa. Continuando un po', qualcuno ci scrive parlando di profezia, e poi si dà anche la risposta. La profezia si fa anche nella vita di tutti i giorni, quando appunto si vive lo spirito, si vive nelle situazioni. E poi un altro invece fa questa, dice: beh, non terminiamo il ricordo dei 100 anni di Comboniani a Padova senza un pensiero a padre Ezechiele Ramin. Evidentemente questo mi fa vedere un po' come ripercorrere la storia di 100 anni di Comboniani a Padova è stato, c'è un altro fil rouge, ecco, che lega questi 100 anni. Nei momenti di più grande fragilità c'è stato il salto di qualità. Siamo arrivati a Padova nel 1921, subito dopo la prima guerra mondiale, stava terminando la spagnola, a 100 anni abbiamo il coronavirus, la congregazione comboniana si stava spaccando in 2 congregazioni e siamo venuti. Poi è arrivato il 31, inaugurazione del seminario per le missioni africane, il seminario fatto con i pochi mezzi che c'erano dopo la grande crisi economica del 1929, il crollo della borsa di Wall Street. Il seminario è stato costruito in una zona paludosa dai fratelli comboniani. Arrivati nel momento della guerra, l'11 marzo del 44, la casa è stata bombardata. Subito i fratelli comboniani, sentite questa parola fratelli comboniani che ritorna spesso, sono stati fondamentali nella missione comboniana in Africa, ma anche qui in Europa e anche a Padova. Ancora con il pericolo dei bombardamenti hanno cominciato a riparare la casa e l'hanno raddoppiata, perché i ragazzi che chiedevano di passare per il seminario delle missioni africane erano tanti. Poi arrivi la grande crisi delle vocazioni dagli anni 70 e ti esce padre Ezechiele Ramin. In piena crisi delle vocazioni esce padre Ezechiele Ramin, e poi l'ultima fragilità, abbiamo un seminario comboniano a Thiene, sempre diocesi di Padova, si chiude il seminario. Qual è uno dei 2 ultimi ragazzi del seminario del Sud Sudan, il quale appunto sta vivendo momenti, diciamo, di difficoltà a causa dell'aggressione, quindi lo raccomandiamo anche al Signore. È testimone anche qui per una pacificazione, un sangue versato per la pacificazione. Ecco, questa è stata così alcuni momenti della nostra storia comboniana. Ecco, io vorrei ringraziare veramente tutti questa sera, anche quelli che ci hanno scritto, diciamo, salutandoci, e
ringraziando per le testimonianze che sono state date. Ecco quindi padre Diego dalle Carbonare, vediamo se ti recuperiamo, papà di famiglia Giuseppe Giorin, fratello Alberto, Silvia era impegnata nel consiglio provinciale, dice però nella pausa pranzo, mi avete messo il tempo giusto per la pausa pranzo, posso rispondervi, ma dopo sparisco. Ecco, quindi se volete dire ancora una parola, ecco, così, così per salutarci, ecco, per dirci ancora la vostra gioia di essere missionari comboniani, vi ascoltiamo. Diego. Sì, 100 anni sono tanti, ma neanche tanti, cioè, davanti al Signore, davanti ai piani del Signore, sono un inizio, e penso sia stato bello da parte tua, Gaetano, ricordare padre Ezechiele Ramin. Forse veramente il famoso libro, no? Dove si parla della storia di Ezechiele, creare primavera, credo che sia nel percorso vocazionale, nel percorso spirituale di tanti, cioè non il libro, ma la figura di Ezechiele che non ha scelto di diventare santo in quel modo lì, e che pure questo è un frutto dolce e amaro di questo secolo comboniano a Padova. Quindi si va avanti, diamoci appuntamento per i prossimi 100 anni, sperando che ci siano tanti frutti diversi, e che il Signore ci metta la sua creatività, perché Lui va dove noi neanche sappiamo immaginare. Quindi un cammino che secondo me è solo iniziato, e speriamo di continuarlo sempre con tanti frutti. E aggiungeresti Inshallah. Inshallah. Se Dio vuole. Inshallah. Alberto, una parola. Ma io penso, è anche il mio augurio, è che questa presenza a Padova possa continuare ad essere un ponte tra mondi diversi, perché questo è una grande gioia e un grande arricchimento per tutti. E in fondo è attraverso questo incontro che si costruisce poi anche il futuro, un futuro condiviso, un futuro inclusivo, e un futuro veramente di speranza nel Signore. José? Microfono? José, mi senti? Bene, allora, Don Renzo, dai, ancora? No, ci sono. Ecco, José, vai. Sì, vai. Velocemente, un'ultima parola. Volevo rispondere alla domanda: che cosa vuol dire essere profeti oggi in questo mondo globalizzato e distratto dal digitale? Io credo che non bisogna mollare mai. La presenza comboniana a Padova è importante, e essere profeti vuol dire anticipare i segni dei tempi, come ha fatto Comboni. Io non so, a 30 anni lui girava il mondo, non smetteva mai, cercava in qualche modo di trovare sempre la soluzione a costo di fare non so che cosa. Quindi essere profeti vuol dire anticipare i segni di tempi, guardare il mondo com'è, e servirsi, se possiamo, anche del digitale, servirsi di questi strumenti che oggi abbiamo a disposizione, senza demonizzarli. Essere profeti vuol dire proprio essere capaci di essere forti, come era forte Zanotelli, come è ancora forte Zanotelli, che negli anni 80-90 si andava in giro con lui con la bandiera della pace per contrastare le guerre. Quindi, cioè, essere forti, determinati, come ha detto Lorenzo Zecchin, e in questo modo a Padova, secondo me, riusciremo a fare ancora molto. Don Renzo.
Ci dà un ultimo Abbiamo saluto. avuto un fenomeno che non ho accennato. Chiedo scusa se non ho ricordato Ezechiele, ma insomma è la santità che fiorisce per merito di tutti. Ecco, diciamo, ho detto, non è lecito farsi la domanda di chi è il merito. Il Signore si serve di tutti gli strumenti che noi abbiamo. Ecco, però un bel segno è stato anche che in questi anni c'è stato un periodo in cui più di qualche nostro prete fidei donum ha voluto farsi comboniano, cosa che non si è fatto né cappuccino né altro, però sono voluti entrare nella famiglia del Comboni. Questo è significativo secondo me. Io ho un po' lottato quando avevo la responsabilità perché questo avvenisse, ma comunque, ma non in odio ai comboniani, ma dicendo, bene, quindi è stato anche un'osmosi anche di forze. Abbiamo ricevuto tanto, abbiamo cercato di dare qualche cosa, se non altro vi abbiamo dato anche una materia per una santità, che è quella di Ezechiele, quindi insomma è cresciuto nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi anche di Azione Cattolica. Ecco, è bello quando assieme non si attribuisce il merito di nulla, ma si dona tutto. Quindi cerchiamo di continuare a fare con questo stile e con questa forza. Ecco, grazie Don Renzo. Questo mi dà l'opportunità di dire anche un'altra cosa, che quei primi tre, quindi sto pensando a Torino Poletto, a Tarcisio Candian, a Stefano Zuin, erano in Ecuador. È stato ucciso Ezechiele, che era in Brasile, e loro più o meno in quel tempo sono diventati comboniani, quasi come per sostituirlo. Quindi vedete questa comunione con la Chiesa. Qualcuno chiedeva, ma chi è questo padre Ezechiele? Padre Ezechiele Ramin è un giovane padovano ucciso a 32 anni in Brasile il 24 luglio del 1985, proprio perché difendeva i senza terra. Era stato minacciato di morte, unione di pace riuscita perché le 250 persone sono uscite dalla fazenda Catuva che avevano occupato. Era stato invitato dalle mogli, dalle figlie, delle mamme di questi uomini. Ezechiele parla, tu loro che escono, se no ce li uccidono tutti. Lo hanno ascoltato, ma sulla strada del ritorno è stato ucciso. La situazione a causa di beatificazione è a questo punto il cardinale Semeraro, che è il prefetto per la causa dei santi, ha scritto al nostro padre generale una lettera qualche mese fa dicendo: viste certe situazioni abbiamo deciso di anticipare la presa in esame della causa di beatificazione per il martirio di padre Ezechiele Ramin e nel mese di novembre questa causa sarà trattata. Ora uno dice non si anticipa per negare, si anticipa per approvare. Quindi ecco, siamo in questa attesa e serve veramente un dono grande, ecco, per tutti, evidentemente poi la Chiesa di Padova e noi comboniani, insomma, saremo veramente nella gioia, anche perché la santità di Ezechiele non è essere stato un giovane, diciamo, idealista, deve essere stato un giovane che ha aderito a Gesù Cristo proprio in una imitazione vera, quando dice quella frase: dopo che Gesù è morto per l'ingiustizia, ogni ingiustizia interpella il cristiano. E io vado avanti su questa strada. So che sono minacciato di morte, ma vado avanti su questa strada. Se la mia vita vi appartiene, anche la mia morte vi apparterrà. Ecco, vorrei chiudere con questa testimonianza di padre Ezechiele. Ricordo che il lunedì della missione è un'iniziativa del centro missionario, il centro missionario diocesano di Vicenza, missionari comboniani e i saveriani, comboniani di Padova, saveriani di Vicenza, e il QAM Medici con l'Africa. Il prossimo appuntamento sarà il terzo lunedì di novembre. Parleremo di le varie religioni, dialogo interreligioso, l'armonia delle varie religioni, quindi un tema che è importante e che è scelto perché tutto l'insieme della missione di quest'anno, il tempo del noi, quel noi dove spesso siamo confinanti, no?
nella fede, quindi fede cattolica, fede buddista, fede islamica, altre maniere di credere, ma siamo sul confine, perché cioè, siamo vicini, quindi non quel confine che divide, ma quel confine che diventa una strada comune dove ci incontriamo, dove camminiamo insieme. Grazie per la vostra partecipazione, buon lavoro e buona missione. Grazie. Diego, Alberto, José, Renzo e Sor Silvia, grazie a tutti per essere stati con noi questa sera e che il Signore vi benedica. Ciao.